Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale, oggi il sindaco di Naro, il dottor Lillo Cremona, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie sindaco per la Grazie. sua disponibilità. Ecco, siamo a Naro, la città fa parte di uno dei comuni in cui scadrà il mandato elettorale, la città andrà di nuovo al voto. Abbiamo voluto fare un consuntivo proprio con il sindaco di questi 5 anni, un bilancio della sua attività amministrativa, di eventuali obiettivi raggiunti, insomma il punto della situazione. Ma prima vorrei fare una domanda, sindaco. Ecco, al termine di questi 5 anni ha valutato una sua eventuale ricandidatura o no? Io intanto ringrazio TVA, ringrazio la testata giornalistica, ringrazio lei per questo invito. È sempre un piacere venire a trovarsi. Dopodiché io mi candido o non mi candido, cioè, io ritengo che le persone debbano essere a disposizione della propria comunità e io lo sono e lo sarò, sia che farò il candidato sindaco, sia che non lo faccio, non l'ho ancora non ho deciso. Lo deciderò con i miei amici nei prossimi giorni e quindi l'importante è l'impegno che tu ci metti a dare nella comunità in cui tu vivi. Poi, ripeto, con o senza carica ritengo che sia importante che tutti quelli che possono dare qualcosa la diano, perché se tutti la diamo sicuramente quel posto migliora. Ecco, questa valutazione tiene conto anche del quadro politico che in questi 5 anni si è un po' mutato? Sì, questa valutazione tiene conto anche di condizioni politiche generali, tiene conto dell'esperienza di 5 anni, perché comunque fare il sindaco in una realtà difficile, quale è quella siciliana, e nei piccoli paesi ancora di più, Certo. è sicuramente sono delle esperienze molto forti. Ti fanno scoprire il senso della responsabilità, ti fanno uscire fuori da tutto quello che spesso la politica dona a tanti, gli slogan. Poi ti deve andare a confrontare appunto con una delle principali difficoltà, la mancanza di denaro, i debiti dei comuni siciliani, tutto quello che trovi, tutto quelle che sono appunto queste problematiche. Non ultimo è anche le difficoltà delle persone, delle nostre comunità, nel trovare lavoro, nella difficoltà di pagare le bollette, nella difficoltà di erogare servizi, nella difficoltà della gente che ha oggi di vivere come si viveva in tempi quando l'economia tirava, quando la nostra agricoltura era veramente un grande mezzo, la nostra industria, quando il nostro turismo rendeva di più. Adesso noi credo che dobbiamo fare tutti delle grandi riflessioni e all'interno di strumenti più ampi, non più ragionando di Naro o paesi come paesi, ma parlando di territorio, parlando non so, di Agrigento 2020, dove tutti i comuni, compreso Naro, facciamo parte, per cercare di rilanciare strumenti che se tenuti assieme da tutti, se tutti contribuiamo, allora tutti ne avremo delle risultanze positive per le nostre comunità. Ma oggi i nostri comuni non hanno più, possono esprimere soltanto patrocini, non hanno più le risorse per mandare avanti grandi iniziative. Tant'è vero che le iniziative che vengono mandate avanti nei comuni sono soltanto su finanziamenti regionali, oppure su finanziamenti meglio ancora europei. Ma per pigliare quelli ci vogliono anche livelli tecnici e culturali di un certo tipo, perché se non si hanno le figure professionali capaci di gestire questi strumenti, spesso succede che non vengono spesi oppure addirittura non si arriva neanche a pigliarli. Neanche a programmarli. Neanche a programmarli. Che voglio dire, noi durante la mia candidatura, cioè durante questa mia sindacatura, abbiamo per esempio, no, abbiamo preso nel patrimonio del comune l'ex cinema Tre Torre. L'abbiamo preso 2 anni fa. Non c'è stato un bando che poteva farlo diventare, poteva recuperarlo. Io credo che sarà un tema di Agrigento 2020, sarà un tema di chi
avrà l'onore di essere sindaco di Naro il prossimo anno, i prossimi 5 anni, perché comunque io ritengo che veramente fare il sindaco comunque è un grande onore, cioè rappresentare la propria città, rappresentarla bene, rappresentare gli interessi collettivi, credo che sia un senso di responsabilità, però è anche un senso di orgoglio. Ecco, di questo cinema quale idea programmatica pensate di fare, di sviluppare? Noi se avessimo avuto la possibilità di ricorrere a un finanziamento, l'avremmo rifatto come era il teatro di Re Calmoto, perché da noi c'è una sala, dei palchi, è veramente poi c'è ancora una terza struttura nella parte superiore, con un ambiente che è molto, molto, molto suggestivo. Stiamo parlando di una struttura di circa 700 metri quadrati, non parliamo. E poi ritengo che una città che ha anche un teatro ha un grande strumento culturale. Mi pare che ultimamente è uscito un bando da parte dell'assessorato beni culturali o turismo o beni culturali, non ricordo, sui teatri. Sì, è un bando alla quale che noi abbiamo attenzionato, abbiamo verificato. Io stesso sono stato all'assessorato a Palermo, però è un bando che si riferisce... beni culturali, mi pare. Sì, è un bando che si riferisce però soltanto a strutture già esistenti ed è un bando che dà soltanto fino a 300.000 euro e serve per completare strutture già esistenti, tant'è vero che lei per partecipare deve raggiungere almeno 60 punti e allora noi con questa struttura noi l'abbiamo verificata con i nostri tecnici, con gli ingegneri, perché quando parlo di questo chiaramente parlo del lavoro dei tecnici che ci sono dietro, perché non è che si può... Il sindaco è tuttologo, però se quello che dà lo stimolo, dà le indicazioni, indica verso che direzione dobbiamo andare. Io ritengo che il sindaco, non credo che per forza bisogna essere 24 su 24 in ufficio, perché ci sono gli uffici per mandare avanti il lavoro. I sindaci, gli assessori, la politica ha l'obbligo e l'onere di recepire le istanze più generali e vedere se si riesce a metterle dentro il lavoro delle strutture, della burocrazia del proprio comune. Di chi lavora poi al comune è chiaro che assolutamente sono i tecnici che devono svolgere il loro compito, per cui... Assolutamente. Poi, il sindaco dà l'indirizzo, il controllo, la verifica. Infatti, quello che la gente spesso non sa, cos'è? Che non è che il sindaco paga un qualcosa, cioè per pagare qualcosa intendo una fattura, uno straordinario. No, queste cose qua non le paga il sindaco, non le pagano gli assessori. Queste cose qua le pagano, cioè quando si paga qualcosa relativamente a un settore, ci vuole il caposettore che fa l'impegno di spesa, dall'impegno di spesa poi passa dalla ragioneria e con il relativo capitolo viene pagato. Il sindaco, l'assessore, la politica ha soltanto il dovere di dire agli uffici quali sono gli obiettivi ad inizio d'anno da raggiungere e poi i vari capisettori che gestiscono le varie iniziative. Ma si può avere anche un pagamento senza che un sindaco potrebbe anche non saperne niente, perché è giusto che sia così, cioè perché se un pagamento ti è dovuto, perché ti deve rivolgere al sindaco per fartelo pagare? Io ritengo che non sia giusto in uno Stato di diritto, perché se noi vogliamo, se noi tentiamo, dobbiamo andare verso lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto è uno Stato che si regge sulle regole, perché nessuno di noi ha possibilità secondo me tutti siamo liberi se viviamo dentro una società fatta di regole. E le regole devono essere quelle che stabiliscono dove finisce la sua libertà e inizia la mia. E le responsabilità che si hanno rispetto al lavoro che si fa e a quello per il quale si viene chiamato ad essere dentro una struttura. Io mi fermo qua. Sindaco, ecco, lei accennava poco fa a quanto è difficile, diciamo, amministrare, ma lei in questi 5 anni che bilancio lascia, nel senso amministrativo, proprio finanziario? Allora, qual è la situazione finanziaria? Intanto, ascolti, la situazione finanziaria che io lascio a Naro è... tanti punti. Ascolta, la situazione credo che sia quello... La situazione finanziaria che io lascio a Naro è una situazione di alleggerimento rispetto a quello che ho trovato.
e le dico perché. Perché determinati servizi che costavano, per esempio, mi riferisco all'Enel, all'illuminazione elettrica, Sì, l'illuminazione elettrica costava 680.000 euro, adesso ne costa 245.000 più IVA, Come mai? e Cioè, come mai c'è stato perché questo calo? c'è stato noi abbiamo fatto 2 anni, insomma, di braccio di ferro con Enersole, abbiamo chiesto l'applicazione dei prezzi Consip come dovrebbe essere, ci siamo riusciti dopo 2 anni e mezzo. Adesso si stanno anche ristrutturando tutte le lampade, perché adesso siamo passati a una illuminazione a LED, e allora noi abbiamo raggiunto un risparmio di 400.000 euro che i cittadini neresi non pagheranno più. Certo. Noi abbiamo per esempio il costo dell'immondizia. Naro finalmente, insomma, dopo tanti sacrifici, dopo tante lungaggini, dopo tante anche perdite di tempo, devo dire, perché si sperava di partire prima, però finalmente è partita la differenziata. All'interno della differenziata, la raccolta differenziata dell'immondizia, mentre prima l'immondizia costava ai tempi di Dedalo 1.380.000, più le spese che sono rimaste uguali per quanto riguarda lo scarico presso Terzi, adesso questo costa da appalto 930.000 euro. Ma avete fatto un house? No, noi non abbiamo fatto un house, abbiamo fatto un pubblico appalto che è stato vinto dalla Ciclat, che è una società romagnola della quale poi ne fa parte, esplica per questa grande struttura l'impresa è Roma Costruzioni, che è un'impresa siciliana. Quindi però dico autonomi, senza Sì, noi fare siamo consorzi autonomi, di imprese. noi siamo autonomi, e oltre questo, per esempio, tra le cose che noi abbiamo realizzato anche l'aro, cioè abbiamo realizzato anche un immobile che è fondamentale per lo svolgimento dell'aro. Lei sa che senza l'aro non si può fare la raccolta differenziata e non puoi gestire questa Certo, cosa. che ci vuole una struttura. Assolutamente sì. Poi non lo so. E per esempio, scusi che faccio un inciso, quali livelli state raggiungendo Ma per la adesso differenziata? noi adesso l'abbiamo cominciato da quasi, siamo partiti ufficialmente il 1° il 1° febbraio quest'anno, e già stamattina parlavo con i responsabili, siamo a metà, e ritengo che dire che noi già abbiamo raggiunto il 30% da zero, perché eravamo a 5-6, insomma non eravamo a niente, già mi pare che possa essere un grande risultato in 2 o 3 settimane. Aggiungo, chiaramente attualmente il servizio è con molte difficoltà, deve essere migliorato, ci sono tante piccole cose che vanno fatte in maniera diversa, però noi abbiamo una cabina di regia dove ogni settimana, ogni 10 giorni, faremo un punto sulla situazione, e tutto quello che i cittadini ci suggeriranno, tutto quello che gli addetti si accorgeranno che va fatto, noi lo faremo. Io ritengo che poi Enaro stia rispondendo anche bene, i naresi stanno rispondendo anche bene alla collaborazione, con grande collaborazione per svolgere questo servizio, perché questo servizio, Naro sarà pulita, è stato molto bello il giorno 1 di febbraio non vedere più cassonette di immondizia per le strade, finalmente una liberazione. Allora, se noi vogliamo Naro pulita, lo dico da narese, non da sindaco, se noi vogliamo Naro pulita, uno è l'obiettivo, quello di collaborare. Se collaboriamo tutti, allora anche chi non vuole collaborare credo che avrà difficoltà a buttare l'immondizia per le strade, come dalle volte purtroppo si è visto, e qualche volta, devo dire, si vede ancora. Sempre con il criterio dei mastelli colorati. Sì, con il criterio ogni famiglia ha un diario a casa propria di come si fa, che cosa c'è. Abbiamo fatto degli incontri nelle scuole, nelle associazioni per spiegare. Certo, continueremo ancora questa opera di sensibilizzazione. Che è iniziato il 1° febbraio, insomma. Esatto, però il segreto, ritengo che il segreto è quello di tutti facciamo un tantino. Se tutti facciamo un tantino, allora facciamo una grande opera. Certo. Questo è quello che ritengo sia fondamentale. Poi per quanto riguarda
Così Parlavamo cioè, del bilancio, della situazione finanziaria, giusto per chiudere, ecco, che bilancio avete? Noi abbiamo, Deficit passivo, no, no, insomma, grandi debiti, no, così, noi abbiamo insomma, giusto per chiudere questo delle voci di debito che ci sono. Cioè, io ritengo che il Comune di Naro abbia una situazione finanziaria di deficit di qualche milione di euro, legata... C'è un rischio di un default, come è successo a Favara, a Porto Empedocle? Non lo so, bisognerà vedere con il prossimo bilancio le entrate che ci sono. Noi ancora il bilancio provvisionale non l'abbiamo fatto, però ritengo che c'è una situazione che è difficile. Ripeto, Certo. nei costi, l'ho detto Certo, poco fa, certo. siamo riusciti ad abbatterli. Non lo so, siamo riusciti anche a fare quella cosa che dicevamo all'inizio delle elezioni 5 anni fa. Noi dicevamo che la Giunta, il sindaco e la Giunta sarebbero ridotti l'indennità di carica del 25%. Noi l'abbiamo fatto. Io per esempio quando vado in giro non sono un sindaco che non chiede di essere spesato per quello, Certo. quando lavora per il comune. Ma tutte queste cose che avevo detto in campagna elettorale l'ho mantenuta, ma credo che l'applicazione di questo 25% sia un risparmio noi abbiamo fatto il calcolo di 150.000 euro. Sa, se un comune si cerca di amministrarlo con il criterio della propria famiglia, allora Certo. penso che da tutta la situazione finanziaria si può uscire, certo con qualche sacrificio. Certo, non pensando che il comune sia un posto dove si possa trovare il regno di Bengodi. Certo. Il regno di Bengodi non c'è e non ci sarà. Io però in questa discussione volevo immettere anche degli elementi di soddisfazione che io con la Giunta, con l'amministrazione che ha retto questa città, siamo riusciti a fare. Una delle cose che mi preme dire e ricordare è avere fatto una scuola, essere riuscito ad avere il finanziamento per una scuola che si rivolge a ragazzi già diplomati e che formerà ragazzi addetti alla formazione di tecniche per il turismo. Quindi usciranno delle persone... L'ITS? Sì, l'ITS. Bene. E l'ITS sarà a Naro, nella scuola, la cosiddetta scuola di Via Dante, l'ex scuola media, a Riolo Specchi. Avere fatto questa scuola, che non è che si rivolge soltanto ai naresi, ma si rivolge alla provincia, significa, secondo la mia maniera di vedere, dare a Naro anche una prospettiva, dare a Naro un momento di qualificazione all'interno della provincia. Ancora, noi avevamo il museo delle arti grafiche, ma museo lo chiamavamo noi per comodità, ma da 20 anni era soltanto, era un posto dove si appendevano quadri. Lei mi può dire, ma cosa che avete fatto di tanto diverso? No, di tanto diverso cosa abbiamo fatto? Semplicemente noi le abbiamo dato un consiglio di amministrazione, quindi l'abbiamo reso tecnicamente museo, e quindi avendolo reso tecnicamente museo, ma è in condizione di poter richiedere finanziamenti e quindi poter crescere. Ma da quando era stato fatto di poter cosiddetto museo, un'attività culturale, da quando era fatto museo, questa cosa non è stata fatta mai. Sì, nel campo delle scuole mi pare che avete anche usufruito di un finanziamento dell'istituto. Sì, aspetti che l'istituto superiore, insomma, la scuola superiore che c'è a Naro, Galileo mi pare, no? No, Galileo no. Noi abbiamo avuto dei finanziamenti per circa 660.000 euro nelle scuole medie, e sono stati 2 progetti di riqualificazione energetica per la Riolo Specchi e per la scuola, per l'asilo nido, che sono state ristrutturate, sono state rimesse in condizioni veramente. Adesso lei viene a Naro e sono delle bellissime scuole, perché è come se avessero messo un nuovo vestito, Sì. la qualcosa è veramente molto, molto interessante.
l'altra cosa che mi piacerebbe, un'altra cosa che mi piace dire è noi come amministrazione siamo riusciti anche siamo riusciti a dare delle soluzioni nel sociale, no? C'è il problema del precariato in Sicilia. Noi avevamo circa 48 precari, Al comune. al comune, di cui 15 erano A e B, che li abbiamo stabilizzati i primi 2 anni. E gli altri 33, gli altri 33 esatto, Sì. che sono B e C e D, abbiamo avviato già le procedure di stabilizzazione, tant'è vero che adesso noi abbiamo già nominato le commissioni, per cui avere dato una risposta a 25 anni di precariato, o forse 30, È già una soddisfazione. cioè, io ritengo che, io ho sempre pensato che non ci sono lavoratori di primo livello, i lavoratori siamo tutti uguali, qualunque cosa noi facciamo. Se queste persone non servivano agli enti, bisognava dirglielo prima, andate via. Ma se tu li tieni per tanto tempo, non puoi lasciarli là nel limbo a non sapere questa gente qual è il loro destino sociale. E allora essere riuscito a fare a dare questa risposta, tra l'altro l'abbiamo data senza fare incontri per dire, ecco, Sì, quello come si si chiama dice in siciliano. o scruscio, in modo che poi allora senza aver fatto assemblee per dire noi vi diamo, no, io ritengo che lo Stato di diritto dà, perché se lo Stato quando ti chiede le tasse non è che fa assemblee, per cui quando lo Stato ti deve per quello che tu gli dai, ritengo che vada fatto. Certo. In questa risposta al sociale lei deve considerare che noi siamo riusciti a dare 16 alloggi popolari. I 16 alloggi popolari. Sì, noi siamo venuti in ricordo all'inaugurazione, alla consegna che c'è stata. I 16 alloggi popolari, cioè era anche quella, una storia che durava da 25 anni, cioè una struttura che non veniva. Tra l'altro si rischiava di perdere anche il finanziamento. Sì, ma la si rischiava di struttura, perdere il insomma. finanziamento, ma si rischiava anche che 16 famiglie di bisognosi, cioè rimanessero, non lo so, affitti, in situazioni che chiaramente parliamo di persone che forse una casa di quel tipo avrebbero fatto molta difficoltà a poterla No, tra l'altro comprare nella ricordano vita. delle strutture abbastanza Sì. belle, con il garage, la cantina, Sì. insomma abbiamo visto che erano insomma, alloggi Abbiamo dato residenziali, diciamo. abbiamo dato degli alloggi che mi credo sono veramente, dire che sono dignitosi è poco, dire che sono dignitosi è poco. Poi dentro questa zona, che è la zona delle cosiddette case popolari, noi abbiamo siamo riusciti ad avere un finanziamento che è dato dal Ministero degli Interni, che è il campetto Io Gioco Legale, che ce ne sono anche di simili in provincia, di strutture simili. Sono 550.000 euro, tra l'altro ha subito un atto vandalico che siamo riusciti poi a rappezzare in questi giorni. Io vorrei dire a tutti i miei concittadini, guardate che le cose che sono del pubblico non sono di nessuno, sono nostre, Sono di e oggi tutti. se le roviniamo, Certo. non è facile assolutamente Rifarle. riaggiustarle in momenti di crisi economica così spiccata come adesso. Noi questo campetto, che è il campetto Maresciallo Vaccaro, adesso lo stiamo mettendo anche, in questi giorni ci sarà un bando con una evidenza pubblica dove potranno partecipare delle persone che ne vogliono che lo vogliono in affidamento, gestire. Quindi lo daremo in affidamento, e come daremo in affidamento questo campetto, daremo anche in affidamento il campetto che c'è in via Don Guanella. Quindi se lei ci mette una struttura del genere alle case popolari, secondo lei mi deve vedere, oltre a dare una spinta a Naro in generale, io ritengo che noi qualifichiamo un quartiere con una struttura che potrebbe e potrà dare sicuramente qualità a quel quartiere stesso. A proposito di impianti sportivi, ecco, volevo inserire il discorso dell'impianto della diga di Nario per il canottaggio. Sì, So che ha avuto un finanziamento. Sì, 1.200.000 euro. Questo si inquadra in un discorso più generale, che è il discorso del patto per la Sicilia. Per la Sicilia, Noi con il patto per la Sicilia siamo riusciti a... Dico, ma sono arrivati questi soldi? Perché Sì.
Sì, le dico sì. Ricordo ci fu una polemica. Sì, ci fu una polemica. Non si capiva in alcuni comuni, sembrava più lista dei sogni che No. dico, in realtà sono arrivati. Diverse opere che sono state finanziate infatti il patto per la Sicilia, il patto del Renzi, che poi nelle mente politici alcuni dicevano che era soltanto una bufala, per Naro non sarà così, perché per Naro, noi abbiamo, per Naro, noi questi soldi siamo riusciti ad averli tutti, circa 8 milioni di euro di finanziamento. Le dico subito, il lago, quindi la ristrutturazione, la piscina e il campo per il canottaggio sul lago San Giovanni lo stanno appaltando a Palermo, aspetti che me lo sono anche scritto perché non vorrei sbagliare, al commissariato emergenza idrogeologica. Poi via Vanelle, via archeologica, via 1 milione, aspetta, ricordo la frana di via Vanelle. mi permette di fare un elenco breve, però ho voglia di farlo. Certo. Allora, via archeologica, 1.300.000 euro. Attualmente ha avuto il decreto di finanziamento firmato, attualmente si trova a Catania, presso la struttura addetta della protezione civile, e lo stanno appaltando, cioè si stanno svolgendo le gare di appalto. Significa che fra un paio di mesi, 2 o 3 mesi, avremo una ditta che comincerà i lavori. Questo. Poi noi abbiamo il muro di sostegno al castello, nel muro nord, il castello di 2 milioni e 300.000 euro. Anche quello è in fase di essere appaltato. Scusi, ho fatto una piccola confusione. La confusione è il muro di sostegno al castello è appaltato al commissariato all'emergenza idrogeologica, invece la struttura per il lago è in appalto alla provincia, la struttura che si dedica alle gare d'appalto della provincia. Avevo fatto un piccolo poi via Tardio, che a Naro è un'altra strada che si trascina da 20 anni. Le ultime notizie avute stamattina significa che anche quella sta per andare a Catania e quindi sarà anche quella appaltata. Quindi, la famosa via Vanelle. Ricordo quando venne Casini addirittura. La famosa via Vanelle. Tanti anni fa ci fu questa frana che interessò il comune. Le dico, in via Vanelle, noi con i fondi comunali c'era un pezzo di strada che si era rovinata e l'abbiamo aggiustato con fondi comunali, perché noi con i fondi comunali, con quelli che abbiamo, con i risparmi fatti, noi abbiamo fatto la via Vanelle, abbiamo fatto via Cappuccini, abbiamo fatto un pezzo di via Vittorio Emanuele accanto alla chiesa di San Francesco, abbiamo rifatto via Piave, che era veramente si poteva fare un camel trophy per il numero di buche che c'erano, ed erano delle arterie che erano le arterie principali. La via Tardio, lei mi chiedeva della via Tardio. No, io ho chiesto via Vanelle. Via Vanelle, scusi. La via Vanelle. In via Vanelle noi avevamo due ordini di cose. Prima avevamo le case già battute per i quali dovevamo dare circa 700.000 euro e siamo riusciti a darle nei primi 2 anni di questa amministrazione. Poi abbiamo avuto un altro progetto dove siamo riusciti ad avere il finanziamento per l'abbattimento ulteriore di qualche casa che era rimasta e per il quale abbiamo già dato a tutti quelli che ne avevano diritto, abbiamo dato 680.000 euro. Quindi mi pare che anche su via Vanelle una risposta in termini oggettivi l'abbiamo data. Per quanto riguarda altre... Mi pare che c'è il depuratore pure, tra le cose del patto Renzi. Il patto Renzi, il patto Renzi. Allora, per quanto riguarda il depuratore, non è nella gestione del comune di Naro, perché sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, l'onorevole Maria Grazia Brandara, diede... Ex sindaco di Naro, Vogliamo l'occasione per salutarla. A Maria Grazia va anche un grazie, perché dentro questo Maria patto Grazia, Renzi... insomma, è sempre avuto sempre
un occhio di riguardo per l'amministrazione Assolutamente, comunale. io ritengo che Maria Grazia è una che darà sempre, fin quando è possibile. ma Maria Grazia darà sempre contributi positivi a Naro, e infatti in quel patto Renzi di cui parlavamo poco fa, quel patto ecco, la vediamo nelle immagini, il patto nel patto per la Sicilia, nel patto per la Sicilia di cui parlavamo poco fa, Maria Grazia, che allora faceva parte, insomma, con Mariella Lobello dell'amministrazione regionale, sicuramente ha dato una grande mano alla realizzazione di questi progetti di cui stavamo parlando. Aggiungo che poi Naro, come voglio dire, in una seconda fase, io devo dire anche un grazie e lo dico all'onorevole Di Mauro, che in queste lungaggini burocratiche, in questo cercare di indirizzarti all'interno della burocrazia regionale, io devo dire che l'onorevole Roberto Di Mauro è stato uno che a Naro ci ha dato una mano. In che senso? Nel senso soltanto di gli uffici sono là un attimino di fare funzionare qualche volta un riferimento, diciamo, avere un riferimento per sapersi muovere nei meandri dell'amministrazione regionale, e per accelerare quando era possibile. Quindi parliamo assolutamente di quello che un deputato regionale secondo me deve fare, che è il suo lavoro di politico, cercare di aiutare a dare risposte ai territori dove si lavora. Questo lo dico al di là. Io tra l'altro notoriamente sono uno che della sua esperienza, fa parte della mia esperienza, bisogna dare merito a chi fa qualcosa per il territorio, indipendentemente dal colore politico. Assolutamente sì, cioè un sindaco secondo la mia di vedere deve andare dal centrodestra al centrosinistra, dai grillini, da chiunque, se quello lo aiuta a risolvere un problema per la collettività. Io per esempio devo dire che quando c'è stato l'inquinamento sul lago San Giovanni, e mica siamo arrivati a marzo non aveva una situazione ancora di inquinamento ambientale, che poi noi abbiamo risolto perché io con gli uffici regionali che si occupano di queste strutture, guardi, tra i deputati regionali, io parlai anche con l'onorevole De Caro del Movimento 5 Stelle, e devo dire che Giovanni De Caro è stata una persona assolutamente disponibile. Quindi, mi ascolti, io non ho trovato, io sono laico da questo punto di vista, le mie convinzioni poi quando torno nel privato me le vedo da me, però nel pubblico devo dire che perché no, quando si può si fa qualcosa. Sindaco, senta, parliamo di turismo, perché Naro è conosciuta per il suo barocco, la Fulgentissima. Ecco, in questo senso cosa è stato fatto, diciamo, per incrementare il turismo? Ricordiamo che tra l'altro tra qualche giorno siete coinvolti sempre come al solito sul Sagra del Mandorlo in Fiore, che insomma Naro è stata, diciamo, la capofila. Insomma, è nata a Naro, però dico non solo questo, le chiese barocche, il castello, so che c'è stata un'iniziativa in giro per Naro, l'attività natalizia, quella estiva, insomma c'è stata una vivacità sotto questo punto di vista. Noi abbiamo cercato con tutta una serie di iniziative che hanno coinvolto le associazioni culturali locali, tutte le persone che all'interno delle associazioni culturali veramente hanno dato un grande contributo. Non ne faccio un elenco, però tutte le associazioni che a Naro ci sono, si sono veramente, non sono al passato ma anche al presente, sono state sempre delle persone che si sono veramente spese, per cui io ricordo un presepe vivente, io ricordo ultimamente, non lo so, l'assessore Rosa Maria Giunda ha promosso dei fine settimana per fare conoscere le catacombe, un pezzo di una strada romana che a Naro c'è, anche perché Naro ritengo che sia uno dei brillanti, uno dei gioielli non soltanto della provincia di Agrigento ma anche della Sicilia, perché mentre noto è
la capitale del barocco bianco, noi siamo la capitale, credo, del barocco, giallo. E adesso noi stiamo preparando la festa del mandorlo, il primo appuntamento che ci sarà la festa del mandorlo, nella quale quest'anno avremo anche la presenza di qualche gruppo straniero. Il dottore Parello, quest'anno gli dico grazie pubblicamente, perché a questa importanza di Naro all'interno della sagra, quest'anno il dottore Parello è stato veramente disponibile. E quindi, tra l'altro l'abbiamo vista presente anche alla conferenza stampa che c'è stata al parco. Io ero presente, anche perché la festa del mandorlo è stata inventata a Naro. E gli inventori della festa del mandorlo sono il conte Vincenzo Gaetani e suor Gabriella Naselli, che era una principessa. Oltre, chiaramente, questi due, c'erano anche tutti quelli che nella Valle del Paradiso si sono adoperati a costruire i carri del tempo e farne una grande kermesse popolare che esprimeva veramente gioia e allegria, ma esprimeva anche, secondo me, un fatto importante: il mandorlo, la bellezza del mandorlo, ma anche l'economia che c'è sul mandorlo. Ora, sembra che non soltanto in quel tempo, perché allora Naro è uno dei più grandi comuni siciliani. Noi abbiamo circa 22.000 ettari di terreno, oltre a quello che ci hanno tolto nei vari decenni precedenti i comuni vicini. Ma il Naro era terre evocate per il mandorlo, e quindi sul mandorlo si reggeva molta dell'economia della sua agricoltura. Adesso c'è una grande riscoperta di questa cultura, e noi all'interno della festa del mandorlo, infatti, ci sarà una giornata dedicata alla mandorla come mezzo, come prodotto economico, sul quale i nostri imprenditori giovani stanno cominciando veramente a inserirsi. A crederci. A crederci, perché si parla tanto in negativo di tante cose, però mi creda, bisogna anche parlare positivo nella vita, cioè bisogna vedere nel futuro anche una positività, se c'è. E io ritengo che Naro ce l'abbia. Cioè, Naro ha una serie di giovani i quali tornano da formazioni fatte in ambienti universitari con formazioni culturali adeguate a sviluppare idee nuove sul turismo, idee nuove in agricoltura, e ci sono un po' di giovani che stanno investendo capacità, i loro proventi economici, tant'è vero che stanno nascendo dei bread and breakfast, ma anche di livello, di grande qualità. Nelle campagne si sente dei ragazzi che stanno chiaramente stanno usufruendo di quelle che sono le leggi per l'agricoltura. Si parla di ragazzi che stanno mettendo, di imprese, di aziende che stanno mettendo su melograni, stanno mettendo su noci, stanno mettendo su mandorle, stanno mettendo su vigneti. Questi sono, secondo la mia maniera di vedere, assieme al collegato che c'è sul turismo e sull'agricoltura, che sono le nostre industrie, con il loro collegato, con il loro indotto, possono essere la speranza di domani. Vorrei approfittare per dare un'informazione così interessante, perché di un'iniziativa che si svolgerà martedì pomeriggio presso la sede dei Contemplativi, un'iniziativa patrocinata dalla Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, Io Resto al Sud. Sui finanziamenti mi hanno chiamato stamattina per informarmi di questa cosa, non so se lei era a conoscenza. Io non ne sono ci hanno invitato come televisione per questa iniziativa che ci sarà martedì. Io Resto al Sud, quindi chi è interessato può partecipare, perché parleranno dei finanziamenti, diciamo, a chi si vuole istradare per una nuova attività. C'è questa iniziativa alle 6 del pomeriggio. Io di questa iniziativa non ne so niente, però se è fatta, chiaramente, se viene fatta un'iniziativa del genere, mi pare che sia un'iniziativa... Sì, mi hanno mandato l'invito quelli della BCC. Sia un'iniziativa assolutamente positiva, perché tutto ciò che parla di sviluppo, tutto ciò che parla e tutto ciò che spiega alle persone come poter fare sviluppo, ritengo che sia positivo, per cui ben venga questa iniziativa. Sindaco, qual è stato il suo rapporto con la città, con i cittadini in particolare? Ma io ritengo di avere con i cittadini un buon rapporto.
Forse chiaramente ognuno con il proprio carattere, con la propria disponibilità, con la propria... Parlo del rapporto fra amministrazione comunale e cittadini, insomma, anche con la sua giunta, con l'amministrazione, col consiglio comunale, che tipo di... Ma sai, con il consiglio comunale, ascolti, il consiglio comunale Infatti, è sempre... lì, Ascolti, il consiglio comunale purtroppo è sempre... C'è quella diatriba, quel confronto importante che c'è sempre in tutti i consigli comunali delle democrazie tra chi amministra e chi invece fa l'opposizione. Io, ascolti, non la chiamerei opposizione, io ritengo che le democrazie funzionano bene quando chi amministra viene controllato dall'opposizione, quindi nelle democrazie le opposizioni, le minoranze più che l'opposizione, io le chiamerei minoranze, non opposizione, perché essere minoranza non è che significa per forza opporsi, perché se chi amministra fa una buona proposta, io credo che l'opposizione avrebbe soltanto l'interesse a migliorarla. Considera che molte di quelle che siamo stati consiglieri, anch'io sono stato consigliere comunale, cioè, non è che tutti diventeremo deputati, dovremo diventare chissà cosa, cioè faremo una carriera politica, anzi la stragrande maggioranza farà solo quello e basta. Però è l'occasione per dare un contributo alla propria città. Certo, le polemiche nella politica sono il sale della politica stessa, per cui tante di quelle cose gridate sono soltanto così gridate e basta. Io ritengo, per come la vedo io, di aver avuto un rapporto normale. Io ho sempre apprezzato le persone dell'opposizione, personalmente niente da dire. Ha sempre avuto una maggioranza che l'ha sostenuta? Sì, io ho sempre avuto una maggioranza che mi ha sostenuto, no, poi ultimamente... No, le faccio questa domanda perché spesso nei consigli comunali è così, parte con un certo numero di consiglieri e poi man mano vedo che diverse amministrazioni diventano minoritarie. Ascolta, anche a me è successo un depauperamento del numero che c'è stato. Ma a cosa è dovuto? Ma a cosa è dovuto? Ritengo che quando si parte con tante buone intenzioni, no? Mentre si cammina poi qualcosa non va nella direzione che gli altri pensano e allora si creano delle divergenze, e poi magari c'è sempre qualcuno che chissà cosa pensava che doveva fare. C'è sempre qualcuno che molto, molto più si ritiene di essere il più intelligente di tutti. Allora se tu non gli rispetti questa sua supposta intelligenza, allora è facile che ne diventi il bersaglio se non hai dato soddisfazione alle sue fantasie più intime. Questo è successo a me, credo che succederà ad altri e credo che succederà è successo sempre. Anche perché ci sono delle difficoltà, come lei diceva all'inizio, ad amministrare, diciamo, oggi un comune, per cui chiaramente uno parte magari con tanti buoni propositi e invece strada facendo... perché ci sono delle cose che, per esempio, non lo so, dalle volte, ascolti, ci sono delle cose che vengono dalle volte sottaciute, no? Però io, perché faccio un esempio, noi siamo uno dei pochi comuni siciliani che ha fatto la carta elettronica, la carta d'identità elettronica, da circa un anno. Noi abbiamo... Le attese quali sono? No, attese no, niente. Quindi io posso venire a fare lei si può venire perché ad Agrigento al comune di Agrigento bisogna fare la prenotazione e siamo arrivati, mi hanno detto al mese di novembre. No, lei arriva a Naro e le fanno la... Quindi posso venire a Naro a fare? Lei può venire a Naro a fare la carta. Avete la delega? Abbiamo la delega. Benissimo. Però questa a Naro e anche cittadini agrigentini che questa cosa, dottore Candela, questa cosa è da un anno. Io quando vedo le critiche che su Facebook spesso mi fanno, no? Tutte le critiche credo che ci stanno, mi piacciono di più le critiche fatte in maniera oggettiva, cioè qualunque cosa faccio è sempre criticabile, lei capisce che non è una critica, quella è soltanto un attacco politico e basta, ma quella non mi interessa. Ma dico, una cosa del genere dovrebbe essere una cosa che dà soddisfazione, no? No, non se ne parla perché... Però noi se ne deve parlare perché io ripeto, ad Agrigento ci sono attese di 7-8 mesi, per cui da un anno... anzi, da noi abbiamo proprio questo stato di fatto. Quindi se a Naro uno va e fa la carta in tempo reale, credo che sia un obiettivo, un merito, insomma, della vostra amministrazione, Sindaco.
Sì, noi ritengo che noi, cioè, questa cosa qua l'abbiamo fatta quasi quasi in sordina. C'è qualcuno che, devo dire che questa sera quando ho accettato il suo invito a venire a questa trasmissione, sono venuto perché intendevo, visto che io ho fatto un errore, l'errore della comunicazione, cioè molte delle cose è un errore che spesso fate, perché io spesso invito i primi cittadini, però sono un po' resti. Invece secondo me è importante comunicare quello che si fa, perché magari molti non lo sanno. Quindi... Perché molti non lo sanno. Allora, io stasera mi sono reso conto che molte delle cose che abbiamo fatto io non le ho comunicate, me ne assumo la responsabilità. Per cui forse dalla volta i miei concittadini di rispetto a determinate cose, però sei talmente preso da tante cose che dici vabbè, poi. In effetti nelle amministrazioni forse ci vorrebbe un giornalista un giornalista comunque delle persone previsto, che avessero... l'ha detto Stampa, è previsto, però dico, a parte questo dovrebbe è proprio previsti. Da parte vostra bisognerebbe ogni tanto invitare la stampa e comunicare e fare anche un consuntivo periodicamente di quello che si fa. Io stasera, non sarebbe male. Io stasera sono venuto e ho accettato il suo invito perché, come vede, io non mi sto vantando di niente, cioè io sto dicendo senza aggettivi, bene, cattivo, no, sto soltanto dicendo una serie di cose che questa amministrazione, che io ho l'onore di presiedere, ha raggiunto come obiettivi per la città. Cioè, allora bisognava, per quanto mi riguarda, e lo farò anche nei giorni a venire, al di là se io mi candido o non mi candido, perché certo. Lo scopo di questa chiacchierata non è tanto, sono venuto a farne una propaganda elettorale perché devo candidare, non lo so, io non lo so se è lo proprio farò. per fare un resoconto di quello che è stato fatto. E per dire, cittadini resi, noi non è vero che non abbiamo fatto niente, noi abbiamo A, B, C, D, E, non avremmo fatto altre cose e ce lo rimprovereranno e me lo rimproverò il primo io, perché se tu non sei uno in carriera, io non è che devo andare a presentare, io non devo andare a presentare alla regione, deputato, non devo andare niente. Quindi, cioè, il fatto di essere stato sindaco, il fatto di poter dire io ho fatto queste cose, noi abbiamo fatto queste cose, il fatto di avere un gruppo di persone che abbiamo collaborato tutti insieme ad avere dei risultati, questo mi dà una grande soddisfazione ed è stato il motivo per il quale sono venuto questa sera. Per cui il discorso della tessera elettronica, come tante altre cose che noi abbiamo realizzato, mi creda, è soltanto una maniera per dire guardi che ce l'abbiamo fatta. Io mi viene in mente un'altra cosa, noi abbiamo fatto una app per Naro, no? Non l'abbiamo fatta noi, l'ha fatto Indara, che è un'associazione culturale, no? Lei si collega con un'app nella quale c'è, si chiama Monumenta, lei si collega a Naro, arriva, cioè, abbiamo fatto delle cose, altre mi creda non ci siamo riusciti, però il problema del randagismo, abbiamo dato una risposta zoppa, perché? Perché vero è tutto vero sui cani, sul randagismo, sul rispetto per gli animali, però mi creda, se tu devi pagare degli euro per un cane per portarlo in una... Scusa, 4 euro al giorno per un cane in un canile, 10 cani sono 40 euro al giorno, 4 per 3 12 sono, non so se... Trovare 30-40 mila euro, bisogna trovare le risorse, dice lei, non si è fatto perché bisogna trovare le risorse, in una situazione deficitaria è difficile. Noi siamo riusciti a fare delle convenzioni, abbiamo delle convenzioni, siamo riusciti a trovare 7-8 mila euro da mettere dentro questo discorso, però mi ascolti, li abbiamo trovati, forse siamo i primi che sono la prima amministrazione, hanno messo tutti questi soldi, ma io non ne faccio cioè non è che dico questo per dire che chi prima non era capace. Ascolta, quando non hai soldi, ma come fai? Da dove li pigli? Allora, l'onorevole Brambilla, che allora si preoccupò tanto dei cani, si doveva preoccupare anche di mettere le risorse. Di mettere le risorse, perché dire i comuni fanno, non è possibile fare i matrimoni con i fichi secchi. Ci vogliono le risorse e io ritengo che non è che per trovare le risorse
dobbiamo aumentare le tasse. Non so, si parlava stamattina di aumenti per esempio da parte del consorzio su quelle che sono i canoni irrigui. Ascolti, io mi rendo conto che il consorzio ha delle esigenze economiche, però i nostri agricoltori che si sentono arrivare, cioè, come voglio... Tra l'altro c'è la protesta No, ma devo dire altresì che l'aumento, dico anche ai miei concittadini, dico che l'aumento che era stato previsto per quanto riguarda l'aumento dei canoni, dei canoni idrici del Consorzio 3 come degli altri consorzi ha ricevuto una bocciatura da parte della Corte e quindi non devono essere pagati al momento. Per cui voglio dare una notizia di tranquillità a quelli che stamattina a Naro, per esempio, erano andati a fare una manifestazione in questo senso. E c'è una grande sofferenza economica e sociale, i pastori sardi sul latte, ma anche i nostri agricoltori sul frumento. Come si fa, mi ascolta, a fare l'agricoltore e pagare il frumento, vendere il frumento a 19 centesimi il chilo e il pane va a 3 euro, a 2,50 euro? Cioè, come fa un agricoltore a essere economicamente, riuscire a gestire un'azienda con questi? Allora, dentro questa difficoltà economica diffusa, che non è soltanto quella del comune, è diffusa, cioè, mica tu puoi aumentare le tasse a cuor leggero, certo. Anzi, tanti cittadini vengono in comune a chiedere sottovoce che non possono, ascolta, con molta dignità, che non possono pagare la bolletta, anche perché per i naresi sono orgogliosi quando pagano le bollette, Certo. ma quando non le pagano non è un motivo di vanto, io ne pago, anzi per i naresi non amano dirlo, e se vengono a qualche volta a chiedere in comune e ogni anno è sempre più frequente che c'è qualcosa di aiutarli a pagare una bolletta, mi creda, lo fanno con un'estrema dignità e spesso non essere in condizioni economiche di poter dare delle risposte positive a queste domande, mi creda, qualche volta è veramente, ci si rimane male. Sindaco, volevo farle una domanda a proposito della gestione idrica. Ecco, stamattina ci sono state degli incontri in prefettura, lei è stato sempre presente, l'abbiamo vista alle assemblee del lato idrico. Ecco, in questo senso si sta parlando di una nuova gestione, un nuovo consorzio da fare. Qual è secondo lei la soluzione per gestire, per superare, diciamo, la gestione dei girgenti acque? Quale potrebbe essere? Insomma? Io prima che rispondo a questa domanda mi volevo soltanto dire un'altra cosa a proposito delle difficoltà economiche delle persone. Noi siamo riusciti a fare finanziare 5 cantieri di lavoro, sì, e ne abbiamo per 37 lavoratori e ne avremo la possibilità, ci saranno tramite gli uffici la possibilità di farne altre. E all'interno delle cose che abbiamo fatto, un'altra cosa la devo dire perché l'ingegnere Puma che ha fatto il progetto, è giusto che tra tante cose il ricordo che per esempio il progetto per le ricerche sismiche della scuola, lui ha fatto il progetto, è stato finanziato e noi l'abbiamo fatto all'interno di quel miglioramento dei servizi, sì, e delle strutture sociali. Questo me lo volevo dire per dare anche un pizzico, certo, di soddisfazione anche a chi lavora ogni giorno. Dopodiché io stamattina sono stato alla riunione che Sua Eccellenza il Prefetto ha indetto con i commissari della Girgenti Acqua. Alla presenza dei sindaci, devo dire che quasi tutti i sindaci della provincia eravamo presenti, è venuta fuori una grande discussione. Io dico che allora, l'orientamento è quello di, giustamente, cioè i commissari sono l'espressione che lo Stato gestisce l'acqua, sì, quindi l'acqua diventa quasi automaticamente diventa pubblica. Però dentro questo l'acqua diventa automaticamente pubblica, ci sono 360 lavoratori che sono gli ex dipendenti
non gli ex, i dipendenti dell'ex dirigente acqua come gestrice del servizio, come gestore del servizio. Si aspetta ancora un'altra sentenza ancora, che rispetto alla prima. C'è un'idea di, se dovesse, secondo quello che i giudici confermeranno o non confermeranno, che si possa e si debba fare una nuova società che gestisca, nel senso delle risorse, come acqua pubblica, con una struttura, oserei dire, quasi in house, no? Dove ci sia uno spirito di grande collaborazione con i sindaci che rappresentano i territori. Penso che questo è un momento che il territorio non può farsi scappare, perché tutti i sindaci stamattina su questa idea dell'acqua pubblica che viene gestita in maniera pubblica, stamattina c'era una grande unanimità. Chiaramente però ci sono una serie di problemi, e i problemi sono alla diversità i comuni con le acque, i comuni che non hanno dato le reti e quelli che le abbiamo dati. Per esempio Naro ha dato le reti, però adesso, non avendo dato le reti al lato idrico di allora, che poi gestiva i dirigenti di acqua, è chiaro che noi non abbiamo una struttura adesso che possa domani, se si rompe un tubo, intervenire. Certo. Le bollette vengono pagate sempre. Allora c'è anche, contemporaneamente a un discorso di cornice del quadro, dove questo quadro tra l'altro deve anche tenere conto di un'altra cosa, cioè non c'è soltanto le risorse idriche del nostro territorio che bisogna attenzionare e mettere assieme in un'ottica di solidarietà comune, e ritengo che anche i sindaci che sono ricchi di acqua. Stamattina io sentivo Cacciatore, il sindaco di Santo Stefano, il quale veramente, devo dire, a Franco ha fatto un bellissimo intervento di grande disponibilità. Però c'è anche da vedere sempre, e da andare a vedere subito, il rapporto che si ha con Sicilia Acque, perché poi, scusi, ci sono delle situazioni dove l'acqua agrigentina di alcuni pozzi dell'interno, no? Transita, viene pigliata da Sicilia Acqua, la Sicilia Acqua poi la dà a noi e noi la paghiamo. Scusa, l'acqua è di Agrigento, cioè della provincia di Agrigento, e noi la ripaghiamo. Cioè, ci sono delle cose che chi avrà vanno chiarite, perché considerando io parlo di chiarimenti, ma questa è un'occasione storica perché la provincia agrigentina e i sindaci di Agrigento debbano fare delle riflessioni importanti e tutti assieme dare una soluzione. L'indirizzo mi pare che stamattina è stato perfetto. Però sa, adesso è il momento storico, lo ripeto ancora una volta, perché si possa fare quello che si è sempre sognato, nel senso di cominciare a farlo, perché lei capisce che le bacchette magiche non ce l'hanno né i signori commissari che attualmente né i signori commissari che attualmente stanno reggendo questa cosa con grande competenza. Devo dire, neanche il signor prefetto, al quale stamattina veramente è stato encomiabile per le energie mentali spese. Io gli dico grazie pubblicamente perché ha voluto questa riunione, e devo dire grazie anche ai miei colleghi sindaci, perché tutti assieme hanno dato un indirizzo. Però questa positività diffusa va sfruttata nel breve e nel lungo periodo. Questo è il senso della riunione di stamattina, che poi sarà seguita a breve anche da altre riunioni un attimino più tecniche per vedere. Quindi lei pensa che si potrà raggiungere a qualcosa di nuovo, insomma? Sì. Bypassare in un certo senso la gestione di dirigenti acque. Stamattina c'è stata una specie di manifesto. A questo manifesto hanno aderito tutti i sindaci. Devo dire con grande disponibilità. C'erano anche le forze dell'ordine, per esempio, no? C'era il comandante dei carabinieri, c'era il vicequestore. Devo dire, stamattina lo Stato, perché poi, scusi, quando noi parliamo di Stato, lo Stato, scusi, chi è? Certo. Lo Stato chi è? Questo è lo Stato. Certo. Queste persone, rappresentanti istituzionali, ascolta, sono le istituzioni. Se noi parliamo di acqua pubblica, una risposta la danno le istituzioni, anche i sindaci sono istituzioni. Allora, non è che se possiamo sempre giocare il gioco del cerino oppure con il gioco dello scaricabarile.
di chi è la Sì, colpa, sì, chiaro, o chiaro. io non c'entro niente e c'entra sempre un altro, no? Viene un momento nella vita nella quale qualcuno ti dice ma guarda che sei tu responsabile di questo, cioè nel senso responsabile, nel senso che tu sei quello che deve pigliare le decisioni e c'è un momento per pigliarle. Stamattina è stato un bel momento dove tutti, pur mettendo in evidenza peculiarità di territorio, necessità diverse, però su un principio si era tutti d'accordo. Bene, siamo arrivati, ecco, vediamo qualche immagine di stamattina, il prefetto, insomma. Siamo arrivati quasi alla conclusione, Sindaco, le lascio gli ultimi 2 minuti per fare la sua conclusione e terminare questa nostra discussione. E io la conclusione che vorrei fare è soltanto di un augurio, no? L'augurio è che si possa e si debba essere tutti delle persone che siano positive. Io ritengo che l'odio tramutato in specie di politica, la politica non è l'odio, la politica non è parlare alla pancia Anche delle se persone. ultimamente, insomma, La politica non è parlare. ci sta arrivando, insomma. No, ascolti, lo dico perché una politica, secondo me, un po' ascolti, sta andando oltre i binari. Io dico che si c'è già arrivati. Non ci si differenzia dagli avversari politici con l'odio, cioè additando nell'avversario politico il nemico da abbattere, perché a giro siamo tutti nemici e quando le piante dell'odio vengono piantate è difficile estirparle. Io penso che la politica possa essere fatta con grande rispetto di chi la pensa diversamente da te, non c'è bisogno di alimentare, ripeto, odi. Anzi, le nostre piccole comunità hanno bisogno di gente che metta a disposizione le proprie risorse di tutti quelli che ce li hanno. Forse sarebbe bene anche che quelli che non ce le hanno forse non si mettessero in mezzo a fare soltanto il rumore. Bene, ringraziamo il sindaco di Naro, il dottor Calogero Cremona, per la sua disponibilità nell'aver accolto il nostro invito. Abbiamo dovuto fare anche un po' un consuntivo di questi 5 anni di attività e abbiamo anche scoperto delle cose che a Naro si possono fare, come ad esempio la mancata attesa per la carta d'identità. Insomma, può sembrare poco, ma rispetto ad Agrigento che bisogna aspettare 7-8 mesi è già tanto. Grazie Sindaco, grazie a voi. Speriamo in una sua ricandidatura, ci pensi, ci fa sapere eventualmente se riscende in campo e ringraziamo i nostri telespettatori. Ricordo sempre TVA in tutta la Sicilia e Bassa Calabria sul canale 92 e in streaming sul nostro sito televideoagrigento.tv e questa trasmissione la potete vedere a breve sui nostri social canali YouTube, Facebook e Twitter. Grazie, buona serata e buon fine settimana. Grazie Buonasera. Sindaco. Buonasera.